È arrivata l'ora del Pride a Padova, la giornata dell'orgoglio, e l'orologio di Piazza dei Signori guarda migliaia di persone che ballano e cantano nelle vie del centro. In migliaia si sono dati appuntamento in centro storico a Padova per il Pride, la sfilata dell'orgoglio di lesbiche, gay, transessuali, queer e intersessuali. Ma nella bagarre colorata e rumorosa c'è spazio per tutti. Bene, bene. C'è tanta gente? Sì, pensavo di più però. Troppa gente, troppo caldo, però una bella giornata. Come mai siete qui? Perché la comunità, sì, per sostenere un'idea che è corretta alla fine, perché l'amore è amore. Nella sfilata spiccano anche le bandiere di associazioni e sindacati e c'è pure qualche amministratore pubblico con la fascia tricolore. È una festa, è un momento in cui si ribadisce che non si può arretrare di fronte ai diritti delle persone e quindi è necessario che ci sia anche la rappresentanza istituzionale a ribadire che in questo paese c'è una Costituzione che va rispettata sotto ogni profilo, compreso l'articolo 3. Siamo a pochi metri dal Duomo di Padova, il corteo rumoroso e coloratissimo ha percorso tutta via Vescovado e ora invaderà le piazze pacificamente. E nel giorno della libertà di orientamento sentimentale e sessuale c'è spazio per la libertà di espressione di tutti. E come avete visto, se da una parte di Padova c'è una manifestazione colorata per l'orgoglio gay, qui sotto le cupole del Santo Forza Nuova manifesta per la famiglia tradizionale. In quanto tali cerchiamo di mettere un po' di ordine in questo paese. Padova è fatta così, qui c'è spazio per tutte le idee, la città si conferma tollerante e accogliente, qualunque sia la vostra opinione.